Alle 7:26 di venerdì 16 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Allora, oggi parleremo del perché delle interminabili attese per fare gli esami nella sanità pubblica e poi a un mese dall'alluvione, terribile alluvione in Emilia-Romagna, il tempo è sempre più matto, ma oggi mi pare che ci sia il sole se non sbaglio, poi vedremo più avanti e poi faremo un viaggio nel tempo visitando in modo multimediale il Teatro Greco di Taormina. Ma prima di tutto, come al solito, la cronaca. Su TikTok ultimamente non ci sono soltanto i delinquenti che fanno le gare assassine con auto potentissime che non sanno guidare, ma ci sono anche le corse clandestine di cavalli, l'ultima ripresa sull'Etna con montepremi di decine di migliaia di euro. Tirano e come le competizioni equestri, belle a vedersi, cavalli che sfrecciano sollecitati dai fantini più o meno esperti, scommesse che fioccano con migliaia di euro in palio, decine di persone in sella agli scooter pronti a seguire da un osservatorio ravvicinato le prestazioni dell'animale. Perché il catanese dei quartieri, tra i vizi e le virtù dell'antico corso, annovera anche quello delle corse clandestine, oltre al gioco d'azzardo, alle bische, allo sfruttamento e alla prostituzione e via discorrendo. Storicamente i gruppi organizzati che fanno capo al crimine hanno una o più stalle in cui il purosangue viene seguito passo dopo passo, allenato ogni mattina, ingrassato con il miglior foraggio, aiutato magari con qualche punturina e pronto alla competizione, destinato in caso di clamorose sconfitte alla griglia dei barbecue che alla Civita si chiamano focolari. L'ultima gara rigorosamente clandestina nelle strade di montagna tra Nicolosi e il bivio stradale di Ragarna ha avuto luogo lunedì, un paio di giorni fa. A contendersi il premio finale due scuderie fai da te, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. In campo Lampo, cavallo che fa capo al primo gruppo, e Agente Segreto che invece rappresenta il secondo. Tutti e due sono equini purosangue e pluridecorati. Agente Segreto ha alle spalle delle competizioni nei più prestigiosi ippodromi della penisola, ha addirittura una partecipazione al Derby d'Italia. Alle 5:30 si parte lungo i tornanti che si inerpicano nelle strade dell'Etna. Sono i fari dei motocicli e degli scooter a illuminare la strada quando ancora non è pieno giorno. I due cavalli procedono prima al trotto, poi al galoppo, trascorrono poche centinaia di secondi, sono i clacson degli spettatori a spingere gli equini. Lampo ha la migliore posizione e alla fine ha la meglio su Agente Segreto, il grigio animale costretto alla resa finale. Esultano i fantini e gli scommettitori di Picanello, tengono alto l'onore del cavallo, un vero fenomeno, e intascano 120.000 euro. La vittoria vale più di un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in euro. Tornano a casa sconfitti i simpatizzanti del quartiere di San Cristoforo, pronti a nuovi allenamenti su strada per il prossimo purosangue che dovrà sfrecciare per le strade sterrate dell'Etna. Prima però bisognerà far calmare le acque perché video postati su TikTok come questo amplificano lo strapotere di questo o di quell'altro gruppo, ma mettono in allarme le forze dell'ordine che la corsa la aspettavano per l'alba di domenica, senza sapere che invece all'ultimo momento era stata rinviata di 24 ore. Beh, speriamo che la prossima volta li becchino tutte e finiscano queste storie qua. A Messina Centro intanto è stato vietato l'utilizzo dell'acqua corrente per uso potabile, per lavarsi o per cucinare, dopo che si è scoperto che c'era mescolato con l'acqua nei rubinetti delle case del centro della città gasolio che sgorga appunto dentro i rubinetti. Vediamo. Centinaia di famiglie senza acqua potabile e decine di palazzi sotto osservazione. A Messina emergenza in pieno centro, un allarme scattato un paio di giorni fa quasi precauzionalmente, ma che oggi è ancora attivo. Tutto è nato dalla segnalazione di uno strano odore nell'acqua che usciva fuori dai rubinetti delle case nel perimetro tra via Tommaso Cannizzaro, la via Santa Cecilia e il viale Italia, che ha fatto scattare subito i controlli da parte dell'AMAM. Così le prime analisi nella tubazione hanno portato alla conferma: c'è presenza di idrocarburi nell'acqua.
Il sindaco di Messina Federico Basia ha disposto un'ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua per uso potabile nella zona, a 2 passi da università e tribunale, dove insistono un paio di scuole, dove ci sono diverse attività di ristorazione. Nel frattempo sono partiti i controlli nelle cisterne delle abitazioni, in quelle di 2 distributori di carburante, a cui oggi è stata notificata un'altra ordinanza, quella che prevede il controllo dei livelli dei serbatoi interrati. Intanto nella zona sono state attivate 2 autobotti per rifornire cittadini, qualcuno ha lamentato fastidi anche nell'utilizzo dell'acqua per lavare solo le mani ed i disagi non sembra termineranno presto, tanto che oggi è stato istituito anche un tavolo in prefettura. Abbiamo istituito questo tavolo proprio per cercare, visto che il tempo comunque si è allungato, perché ancora siamo alla ricerca purtroppo di queste fonti di inquinamento, che abbiamo scoperto insomma che si tratta appunto di gasolio, e quindi abbiamo attivato questo tavolo in collaborazione quindi con la prefettura, protezione civile e tutti gli altri enti, diciamo, per avere un supporto. E quindi abbiamo ristretto l'area e stiamo chiedendo a tutti gli amministratori, quindi tutti i proprietari quindi di immobili in quell'area più circoscritta, se hanno eventualmente dei serbatoi o hanno delle anomalie. Le aree circoscritte quindi sono 2, una è quella più ampia di almeno 25 isolati parecchio abitati dove non si può utilizzare l'acqua, l'altra più ristretta in cui si stanno concentrando le ricerche del punto di inquinamento, e scatterà presto anche l'analisi del tipo di idrocarburi, se da gasolio per riscaldamento o da distributore di benzina. Nel primo caso dovranno essere controllate eventualmente tutte le caldaie ed i serbatoi di tutti i palazzi della zona, un'operazione lunga e non agevole. Oh, ne parlano i quotidiani siciliani? Sì, ne parla soprattutto la Gazzetta del Sud, che è il giornale di Messina, perché a Messina resta il divieto dell'uso potabile dell'acqua, un'acqua inquinata in centro, la perdita da un serbatoio, forse ecco, si è riusciti a trovare la fonte. Dopo 2 giorni di ricerche l'AMAM ha trovato la possibile fonte dell'inquinamento della rete idrica in centro città. Il serbatoio di gasolio è stato chiuso 25 anni fa di un condominio in Viale Italia e potrebbe avere compromesso l'acqua. Questa è la notizia. Ti interrompo un attimo perché è arrivata un'ultima ora che riguarda niente paura, non ci sono danni a persone o cose, è un terremoto di 2,5 a Santa Venerina, come sapete alle falde dell'Etna, l'ha segnalato l'Istituto di Geovulcanologia di Catania e l'epicentro è a 1 chilometro a nord-ovest di Santa Venerina, a una profondità di 4 chilometri, è stato avvertito in diversi paesi di quell'area intorno, ma ripetiamo, non ci sono danni per fortuna né alle persone né alle cose per questo terremoto a Santa Venerina. Torniamo alla rassegna stampa siciliana. Allora, vediamo cosa scrive la Sicilia stamattina, e il titolo diciamo è dedicato, l'apertura oggi a Pelligra, Ross Pelligra, il patron, il presidente del Calcio Catania. Per la Ionica Termini Imerese questo è il piano, non voglio mettere i piedi in faccia a nessuno, approfondiremo fra non molto delle pagine interne, però un progetto imprenditoriale sicuramente interessantissimo. E poi anche sulla Sicilia la riforma della giustizia, Nordio cancella l'abuso d'ufficio, nella riforma stop anche all'appello del PM in caso di assoluzione, il ministro contro i magistrati, critiche inammissibili, dice Nordio. E poi c'è la fotonotizia del nostro pezzo. E poi eccola qui, cavallo, non so se ti ricordi. Molto ironica questa. Esattamente. La notizia è un giro di scommesse da 100.000 euro dietro la gara di cavalli sulle strade dell'Etna. I carabinieri cercano organizzatori e fantini, questo scrive la Sicilia. E poi le notizie che arrivano anche dall'Italia con l'infrazione, perché l'Unione Europea, l'Italia ne ha ben 66 aperte, il ministro Fitto adotta norme per chiuderle presto, 66 procedure di infrazione nei confronti del nostro paese. Forza Italia il dopo Berlusconi verso Tajani reggente sino al 2024. Ma intanto ci sono le altre notizie, come vediamo Messina Denaro voleva assassinare la nonna materna di sua figlia Lorenza. Mamma mia, questo è quello che hanno scoperto gli investigatori. E poi vedete anche qui il youtuber indagato, insomma, ha tamponato l'auto, ha ucciso il bimbo per filmarsi alla guida di un SUV, un'azione davvero che ha da
poche scusanti, poche giustificazioni. Assolutamente, assolutamente. Qui c'è l'intervista, vedete, a Pelligra, il presidente del Catania. Per la Ionica, Termini Imerese, nuove speranze ai giovani, ecco cosa voglio fare in Sicilia. L'imprenditore siculo-australiano su Capomolini, la trattativa è allineata, 80-100 milioni di investimento, cantiere in 2 anni con 1000 operai e 600 posti a regime, quindi si parla di occupazione questa è la Perla Ionica? Questo è per la Perla Ionica. E poi lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, perché Pelligra è interessato al bando tech ma anche food, con il cuore del gruppo in Italia, siamo solidi e bancabili. Insomma, caspita, grandi progetti, veramente. Diciamo che a distanza di un anno, adesso, dopo quello che è successo, quello che ha fatto con il Catania, viene fuori il Pelligra imprenditore, l'uomo che evidentemente dall'Australia vuole tornare in Sicilia, chiaramente rimanendo sempre come base operativa in Australia. Ha fatto la Pelligra Italia, che è una società che si occuperà proprio di investimenti e di grandi opere nel nostro paese. Poi, a proposito della notizia che abbiamo visto sulla prima pagina, a briglie sciolte sulle curve dell'Etna, sfida a cavallo tra Picanello e San Cristoforo con un giro di scommesse da 100.000 euro. I carabinieri indagano per risalire adesso ai fantini e anche agli organizzatori della gara clandestina. C'è qualcosa in più anche su una notizia: Messina Denaro voleva uccidere la nonna di sua figlia, i giudici del riesame hanno rigettato l'istanza di scarcerazione dell'amante del boss. Ma leggiamo qualcosina. Matteo Messina Denaro avrebbe progettato di uccidere la nonna materna di sua figlia Lorenza. Questo emerge dal provvedimento con cui i giudici del riesame hanno rigettato l'istanza di scarcerazione dell'amante del capomafia, la maestra Laura Bonafede. Il progetto di morte sarebbe stato determinato dai contrasti nati tra l'ex compagna di Messina Denaro, Franca Alagna, e la famiglia del padrino. Contrasti che, secondo Messina Denaro, sarebbero stati causati proprio da Filippina Polizzi, madre della Alagna e nonna della figlia naturale del boss Lorenzo. Bei progetti, altro che cronache rosa delle amanti e degli amori di Messina Denaro. Guarda che bel tipo che è. E poi siamo su Catania, con la pagina dedicata proprio alla città di Catania dalla Sicilia, perché si torna di nuovo a parlare della giunta, lo stallo della giunta che non c'è. A 18 giorni dalle elezioni, Trantino non ha ancora ufficializzato la squadra degli assessori. I partiti si scontrano su nomi e posti. L'ex competitor Giuffrida è irriverente nei confronti della città. E poi il commento di Ernesto Romano: Trantino dimostri ora autonomia decisionale. Questo è una vera sfida questa, per la Sicilia, il quotidiano della Sicilia. Adesso andiamo a Palermo, perché la notizia è che i nuovi rapinatori di banca pagano il pizzo ai boss. Ieri c'è stato un assalto in banca, bottino da centinaia di migliaia di euro, e il 6° colpo da professionisti in 6 mesi. La mafia lascia fare e incassa parte dei soldi. Cioè ti consente di fare le rapine? A patto che tu mi dai una percentuale, insomma non so come funziona esattamente. Questo è. Gli impiegati sequestrati hanno detto: noi impauriti, loro tranquilli ed esperti, quindi facevano tutto con grande serenità. Calma. Parliamo delle amministrative, il dopo le elezioni, perché ad Acireale c'è un cavillo che salva dalla sospensione il sindaco condannato. Possiamo leggere qualcosina in più. Il neosindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, condannato in primo grado per un reato contro la pubblica amministrazione, resterà in carica. La prefetta di Catania, Maria Teresa Librizzi, ha sciolto le riserve. Secondo l'Avvocatura dello Stato, la legge Severino non si applica ai reati tentati e non dunque consumati. Questo è il motivo, cioè è un tentato, non consumato. Esattamente. E poi dice ancora: monitoreremo comunque il comune su indicazione del Viminale e anche dell'antimafia nazionale. È salvagente giunto proprio a poche ore dall'insediamento di Barbagallo, che è avvenuto nel pomeriggio di ieri. E poi parliamo di notizie un po' più leggere. Mondello, estate di mare e traffico, doppie file e navette sempre vuote, quindi bisogna capire come si va al mare. Cioè, è bellissimo andare al mare. E poi parleremo del tempo fra poco. Esattamente. Okay. Questo, diciamo, sulla prima pagina dell'edizione di Repubblica Palermo. Adesso
Andiamo a leggere qualche cosa in più a proposito di quanto avvenuto proprio in questa agenzia, in questa banca. Cioè, sono le testimonianze, i minuti di paura nell'agenzia, ma erano tranquilli, esperti. In 5 erano entrati da un foro aperto nei garage del palazzo, avevano mascherine e sapevano cosa fare. Quindi si sono come in un comportati. film proprio. Esattamente. Ci ha colpito il fatto che conoscessero esattamente l'orario di apertura della cassaforte temporizzata. Il bottino centinaia di migliaia di euro. Evidentemente hanno avuto un'imbeccata, avranno avuto qualcuno che gli ha segnalato come funziona la cassaforte. I nuovi uomini d'oro che assaltano le banche e pagano il pizzo ai clan. Caspita. Leggiamo ieri un nuovo colpo da professionisti alla BPM di via Serra di Falco. Questo è Palermo, no? Palermo. Sì. È il 6º dell'anno con le stesse modalità, quindi un mese, siamo a giugno, la mafia approva e incassa parte del denaro che viene rubato. Guarda la foto, chiuso per rapina. Chiuso per rapina, questo è quanto scritto sulla Sembra un porta. film proprio. Allora, ad Acireale l'abbiamo già visto, il sindaco si salva, condannato, però l'avvocatura dice al prefetto non va sospeso. Abbiamo spiegato già il motivo per cui la prefetta ha detto che no, non si può applicare la legge. E poi andiamo sul giornale di Sicilia, eccola qui la prima pagina, il nuovo corso della giustizia, addio al reato d'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni, la parola adesso passa al Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma presentata dalla Guardia Sigilli Nordio, più garanzie per chi è indagato. E poi ci sono le reazioni. La Schlein dice cavalcano la morte con idee sbilanciate, la NM parla di provvedimento incostituzionale. E poi la salma di Berlusconi cremata, Tajani presidente pro tempore in Forza Italia, e arrivano le notizie sull'inflazione perché la BCE alza i tassi fino al 4%, Lagarde probabile la stessa scelta a luglio. Insomma, ancora vanno avanti questi aumenti. E poi c'è, vedete, come sono ridotte le macchine. Esattamente, si vede, è piccolina però ci fa capire che l'impatto è stato tremendo. Shock per l'incidente di Roma provocato da giovani youtuber che realizzavano video, morto a 5 anni per una sfida social. L'autista aveva assunto droghe. Ah, ecco, aveva assunto droghe. Quindi non era lucidissimo alla guida. La Regione aiuta i camionisti, questa è una buona notizia, ticket dimezzato sui traghetti, lo sconto innalzato dal 20 al 50% per sostenere la categoria alle prese con il caro prezzi. Il provvedimento è stato varato in giunta con uno stanziamento di 3 milioni, l'assessore Enrico, ci sarà un nuovo bando per ottenere rimborsi in tempi veloci, ma i padroncini rimangono scettici, fondi insufficienti. E poi anche qui c'è l'assalto alla banca, rapinatori di notte dentro la banca, all'apertura avvenuto il quindi si sono piazzati di notte appena... hanno aspettato praticamente l'arrivo del direttore e degli impiegati. E poi vedete qui ci sono una serie di notizie, siamo sulla Gazzetta del Sud, notizie che riguardano sì certamente la città di Messina, sì al piano da 222 milioni, transizione ecologica, mobilità e rigenerazione urbana. Il sindaco di Messina ha firmato gli atti con l'Agenzia Nazionale per la Coesione. Abbiamo parlato già del problema dell'acqua, che forse insomma, è stato individuato il punto in cui avviene la contaminazione tra il gasolio e la tubatura della distribuzione idrica in città. Poi Cateno De Luca dice addio alla fondazione Taormina Art, si consuma la rottura, la clamorosa decisione formalizzata ieri dopo che in CDA è stata bocciata la proposta di modifica dello statuto avanzata dallo stesso Cateno De Luca. E poi a Barcellona, a Pozzo di Gotto, sono stati decurtati gli stipendi dei medici di famiglia ed è uno scontro legale. Sono nuovi problemi nella sanità per tagli agli stipendi dei medici di famiglia, prima diffida da regione. Cioè, e sanità, anche... problemi su problemi, fra poco ne parleremo qui, anche con ospiti in studio. C'è una notizia che ci fa riflettere e che aggrava ancora di più il bilancio di quanto avvenuto, il disastro nel Mediterraneo, il naufragio nella Stilla, c'erano almeno 100 terribile. bambini, la nuova ecatomba nel Mediterraneo, i migranti morti in Grecia potrebbero essere 600. 600. Davvero un numero impressionante. E poi prima di chiudere una notizia che in qualche modo
parla di calcio, però il problema è che rischia di scomparire il Messina. Messina, il presidente attuale Sciotto, chiude a Mannino, che è il potenziale acquirente, contestato alla potenziale acquirente che non molla di non avere fornito garanzia a copertura dell'iscrizione immediata alle repliche in una conferenza. Quindi insomma la vicenda oggi regalerà certamente altri Sul sviluppi. filo del rasoio. Perché insomma bisogna fare in fretta, entro il 20 la squadra va iscritta, altrimenti Messina non avrà più una squadra tra i professionisti. Tu certamente lo seguirai, naturalmente. Allora, state con noi, 7:46, facciamo una breve pausa, poi la rassegna stampa italiana e poi naturalmente ospiti, problemi e anche cose divertenti, cose belle, la cultura e il teatro greco di Taormina. State con noi, ci vediamo fra pochissimo. 7:48, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza E Angelo Gagliano. e la sua bella rassegna stampa nazionale. E allora vediamo un po' cosa abbiamo visto con la... Bella, non lo so se è bella. No, nel senso che vuol dire bella corposa, in questo senso dicevo io, perché ci sono davvero tantissime notizie. Intanto il Corriere della Sera ha due notizie principali: il fatto della giustizia, la riforma della giustizia si cambia, alta tensione, Nordio magistrati, via l'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni. Questa è una delle notizie importanti. Poi c'è l'altra, la strage dei bimbi sul barcone, il caso dei soccorsi mancanti, si continua ancora a parlare del naufragio che si è verificato nella Grecia, è chiamata in causa, 600 morti, possibili 600 morti, sarebbe veramente un disastro, una vera e propria ecatombe. E poi anche qui, anche sul Corriere, i 5 youtuber, il piccolo ucciso, il guidatore positivo alla droga, l'accusa omicidio stradale, le sfide folli, scrivono ancora. E quindi è quello di questi challenger, di queste sfide improvvise, sta diventando Bisogna veramente... fare qualcosa, non si può lasciare questo così campo libero a queste, è davvero una piaga. demenziali cose assassine, veramente. E poi due notizie di politica che però hanno lo stesso punto di vista, perché Forza Italia, Tajani sarà il reggente e pensa il ritorno di Gianni Letta, perché potrebbe fare una sorta di missione di mediatore, no? Per quello che sarà il futuro di Forza Italia. E poi Repubblica scrive: la giustizia di Silvio, a proposito sempre della riforma che ieri in Consiglio dei Ministri è stata varata con il disegno di legge che dovrà andare in Parlamento. All'indomani delle esegue il governo cancella l'abuso d'ufficio, rende più difficili gli arresti e mette il bavaglio alle intercettazioni. Il ministro Nordio dice: è il garantismo auspicato dal Cavaliere, i magistrati non possono criticare le leggi, Calenda e Renzi pronti a sostenerlo. Intanto il Senato, ipotesi Paolo Berlusconi, patto Marina Meloni su Mediaset e Forza Italia. Insomma, ci sono grandissime manovre, magari fra un po' cercheremo di approfondire con le pagine interne. Ricordiamoci che l'anno prossimo ci sono le europee, io penso che l'hanno detto tutti, fino ad allora non ci saranno grandi cambiamenti. Lutto nazionale, la destra di Giorgia rischia di imboccare la strada sbagliata con la manipolazione, i vizi nazionali trasformati in virtù. Sono due approfondimenti: Corrado Augias da una parte e poi Isaia Sales dall'altra. Vedete la folle corsa a 110 all'ora che ha ucciso Manuel, gli sfottò nell'ultimo video dei youtuber prima dell'incidente. Questo premio Nobel bacia la macchina, ma cosa... Sono bruttissime, insomma, immagini bruttissime. E poi l'altra tristissima storia, quei 100 bimbi nella stiva e le bugie della Marina greca, così scrive stamattina Repubblica. E poi all'estero ancora, a Kiev, nella clinica della surrogata, neppure le bombe ci hanno fermato, ma c'è anche qualcosa che ci riporta alla scuola, l'esame di maturità, le tracce di un secolo nel tema di italiano. Questo è quello che scrive stamattina Repubblica. Adesso anche La Stampa, che ha in apertura proprio la fotonotizia: la strage dei 100 bambini. È proprio categorico il quotidiano piemontese. L'Europa disumana,
uno degli approfondimenti, il cinismo di Atene. Queste sono le riflessioni. Anche qui si parla chiaramente della riforma della giustizia con il bavaglio, in termini molto critici. Esattamente, il bavaglio intercettazioni e via l'abuso d'ufficio. Nordio, noi garantisti. E anche sulla stampa, Smart travolta dal SUV, filmavano la scena anche dopo lo schianto. Ma cosa da pazzi, ma ragazzi, Quello e poi ancora il business dei follower, i ragazzi che uccidono solo per essere visti. Davvero è tragica, questo aspetto è davvero tragico. A proposito di alcune notizie che abbiamo già visto, facciamo qualche approfondimento. Intanto, per quanto riguarda la strage di migranti, perché vedete sono i sopravvissuti, ma intanto c'erano 100 bambini nella stiva, le vittime potrebbero salire a 600, lo scrive il Corriere, fermati 9 scafisti egiziani per il naufragio in Grecia, i sopravvissuti sono solo uomini. Egiziani, però è una partita dalla Libia. Dalla Libia, sì, questo è quello che scrivono i quotidiani. E poi c'è ancora l'ultima chiamata, sono poi i racconti di mia moglie, ho dato 5.000 euro, sto arrivando, il dolore dei familiari, lo shock di chi si è salvato. 5.000 euro per questi scafisti. Farebbero prima probabilmente a prendere un volo normale con 5.000 euro. Il problema è che ci sono le condizioni forse per fare queste cose. Aiuto, sarà l'ultima notte, le 19 chiamate disperate che i greci hanno ignorato. 19 chiamate. 19 ore, le 13 ore di allarmi caduti nel vuoto, ha confermato che i morti sarebbero quasi 600. Mamma mia. E poi ancora, disumano, scrive anche la stampa, tragedia in Grecia, 100 bambini intrappolati nella stiva del peschereccio, circa 600 le vittime, arrestati 9 scafisti, i sopravvissuti, chiedevamo aiuto. Questo per quanto riguarda il naufragio. E poi approfondiamo anche la giustizia secondo Nordio. Silvio sarebbe orgoglioso, scrive Repubblica, via libera unanime dal Consiglio dei Ministri alla mini riforma della giustizia, è stato cancellato il reato d'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni. Tajani ricorda a Berlusconi, spiace che non ci sia la Schlein, usano la morte per dare spallate. Quindi il conflitto politico dopo qualche ora si è riaperto in maniera piuttosto forte. E poi possiamo vedere sulle pagine interne, a proposito di quanto stiamo dicendo su quello che è il futuro politico di Forza Italia, il futuro di Forza Italia, il reggente sarà Tajani, un congresso nel 2024. Si aspettano chiaramente le elezioni europee da questo punto di vista. Forza Italia riparte da Tajani presidente, ipotesi Paolo Berlusconi al Senato. Ma questo è interessante, il fratello potrebbe essere... Sì. Il vice premier accelera la riorganizzazione del partito, sarà lui a guidarlo, telefonate tra tutti i big per evitare le fughe. Queste sono le ipotesi che in questo momento circolano. Poi torniamo, adesso abbiamo approfondito un po' di notizie, torniamo alle prime pagine, lo facciamo con Avvenire. In mare, strage scioccante, forse 600 morti con 100 bambini, soccorsi tardivi, scrive Avvenire. Rissa sulla giustizia, il governo vara la cancellazione dell'abuso d'ufficio e dà una stretta alle intercettazioni, protesta dei magistrati, Nordio non dovete interferire, e si torna ad evocare il bavaglio. Anche qui il bambino ucciso a Roma, la sfida in auto degli youtuber finita tragicamente, rivolta contro il mondo pericoloso del web. Insomma, si prende coscienza che bisogna fare un uso accurato di determinati mezzi. Giustizia, ora si cambia, lo scrive il giornale, il Cavaliere vince ancora, primo sì del governo, la Meloni riforma in suo nome, cancellato il reato d'abuso d'ufficio, soluzioni inappellabili e stretta sulle intercettazioni. PD è spaccato, i suoi sindaci sono favorevoli perché quelli che vanno incontro al reato d'abuso d'ufficio sono sempre i sindaci che per qualsiasi provvedimento rischiano davvero di essere... Una firma. Esattamente. Giustizia è rifatta, c'è il via libera alla riforma, stop alle intercettazioni selvagge, addio al reato di abuso d'ufficio, freno ai ricorsi in appello. Schiaffo a 5 Stelle, non manca di... al Movimento 5 Stelle, e anche i sindaci Dem applaudono perché evidentemente, come abbiamo detto, insomma, è una riforma che li
coinvolge direttamente. Attenzione al Fatto Quotidiano, questo è un titolo forte. I funerali della giustizia, riforma Nordio per vendicarlo. È già risorto. Questo è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano. Poi l'Unità ha un titolo fortissimo invece sul naufragio. Sì, assassinati. Scrive l'Unità, è fortissimo davvero il titolo. Anche il Manifesto, omissione di soccorso, questo è il titolo scelto dal quotidiano di ispirazione comunista. Terribile. Ci sono tantissime altre notizie, poi se avremo tempo approfondiremo altro. Lo faremo ancora. Adesso facciamo una pausa, guardiamo un po' il meteo, poi parleremo anche di tempo, di questo tempo matto. Speriamo che però si risistemi fra poco. 7:57, state con noi, fra pochissimo torneremo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la perturbazione sarà in graduale allontanamento verso la Grecia, portando infatti a un miglioramento anche sulle regioni centro-meridionali. Ritorneranno ampi spazi di cielo sereno, qualche fenomeno però potrà interessare i rilievi in serata. Sulla Sicilia anche qui tempo in miglioramento, cieli sereni o poco nuvolosi, solo qualche possibile fenomeno residuo in mattinata sulle coste orientali. La ventilazione è sostenuta con mari localmente mossi e specie al largo. Temperature che saranno in ripresa con valori massimi che potranno anche sfiorare i 29-30 gradi. Nel corso della giornata di sabato ci attende una giornata dal sapore estivo con sole protagonista, qualche velatura solo in transito ma senza conseguenze. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari da calmi a poco mossi. Temperature che non subiranno particolari variazioni solo in ulteriore lieve ripresa di qualche grado, con punte infatti che potranno anche raggiungere i 31-32 gradi nelle ore centrali del giorno. Ma per ulteriori dettagli e approfondimenti vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo. Allora, parliamo adesso di sanità pubblica da salvare finché sarà possibile. Lo facciamo con Carmelo Sardella, che è dirigente regionale del Codacons. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, ieri abbiamo dato snocciolato alcuni dati impressionanti, cioè 1 anno per una visita senologica al Canizzaro di Catania, 120 giorni per un elettrocardiogramma al Civico di Palermo, fino a 7 mesi per una risonanza, e per questo ieri a Piazza Università a Catania c'è stato un flash mob di sindacati, appunto associazioni come il Codacons che è qui con noi. Vediamo un po' ancora, torniamo lì a Piazza Università a Catania. La sanità pubblica è sull'orlo del fallimento. Il grido d'allarme univoco arriva dall'Intersindacale Uniti per la Sanità, che raccoglie diverse sigle in rappresentanza della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, per denunciare la crisi che sta investendo ormai da tempo il settore nel nostro paese. In decine di città italiane, contestualmente, sindacati e associazioni in difesa di pazienti e cittadini hanno manifestato per chiedere al governo nazionale l'avvio dei concorsi, assunzioni di medici e dirigenti sanitari, il rinnovo del contratto collettivo del lavoro e maggiori risorse. A Catania un flash mob in Piazza Università. Chiediamo al governo regionale in particolar modo di utilizzare tutte le somme che praticamente sono state individuate nel corso degli anni per la regione Sicilia. Chiediamo anche una maggiore osservanza per quanto riguarda il PNRR, ma soprattutto in Sicilia chiediamo che si sblocchino i concorsi. Carenze che emergono in tutto il paese, ma anche in questo settore si evidenzia un'Italia a 2 velocità. In Sicilia si conta un operatore della sanità ogni 125 cittadini, mentre in Lombardia o Emilia-Romagna uno ogni 90, con una differenza del 20-30%. Abbiamo subito un definanziamento importante, parliamo di 15 miliardi fino ad arrivare anche a 30 miliardi di euro, che ha portato a un depauperamento dell'organico negli ospedali. Col governo Meloni è in atto la trattativa per il rinnovo del CNL, ma i sindacati restano cauti. Abbiamo dei colloqui col governo, il governo ci ha dato garanzie di apertura, di dialogo, di disponibilità. Speriamo che alle promesse e alle parole facciano seguito i fatti, facciano seguito i provvedimenti. Anche con il governo regionale è aperto un tavolo di confronto per valutare le proposte presentate all'ARS dalla Commissione Sanità. Come Assemblea regionale abbiamo lavorato già per preparare un disegno di legge, però noi speriamo di poter fare una legge voto per invitare il Parlamento a superare ormai una limitazione che di fatto nega la
possibilità di avere il diritto alla salute nelle nostre comunità. Mentre le condizioni di lavoro negli ospedali pubblici sono insostenibili, a pagarne le spese sono i cittadini costretti a lunghe attese, anche di oltre un anno, per un esame sanitario. Ecco, allora, prima di dare la parola a Sardella, abbiamo sentito due livelli. A livello nazionale si richiede lo sblocco dei concorsi per almeno colmare, almeno in parte, le lacune di organico. A livello regionale abbiamo un dato: spesi soltanto 11 milioni dei 40 milioni lordi di fondi ricevuti dallo Stato. Stanno così le cose? Esattamente, bisogna dire le cose con estrema chiarezza. In questi anni noi abbiamo denunciato con esposti, con azioni, quelle che sono le lunghe liste d'attesa. In questi anni questo governo regionale, ma anche i passati, hanno dimostrato l'assoluta incapacità a assicurare ai cittadini siciliani il diritto alla salute, a poter effettuare un intervento chirurgico nei tempi, una visita ambulatoriale, dei screening oncologici, quindi interventi anche salvavita, o evidentemente la intenzione precisa, non detta, di far fallire la sanità pubblica in Sicilia, perché è evidente questo che è il vostro sospetto, diciamo che sì. È chiaro che se non si spendono 29 milioni di euro che sono stati finanziati in Sicilia come nelle altre regioni per abbattere le liste d'attesa che sono naturalmente cresciute con la pandemia, quindi esami che sono rimasti indietro, cittadini che non hanno il diritto alle cure, non hanno la possibilità, perché non hanno la possibilità economica di andare al privato e quindi sostanzialmente non possono curarsi, quindi gli viene negato assolutamente il diritto alla cura. Noi in questi anni abbiamo denunciato anche nelle procure, attraverso anche delle indagini incaricate a delle società esterne, di verificare quelle che sono lo stato delle lunghe liste d'attesa, perché quando denunciavamo noi le lunghe liste d'attesa ci dicevano che non era vero che c'erano questi tempi di attesa di oltre un anno. Però scusi, la interrompo, lei dice non sono stati spesi i fondi che si potevano spendere, però ci sono anche una serie di altri problemi, uno dei quali... No, ma erano fondi destinati ad abbattere liste, non erano fondi che potevano spendersi, erano fondi che dovevano essere spesi perché assolutamente destinati ad abbattere quelle che sono le lunghe liste d'attesa in cosa in Sicilia. Questi fondi? Cioè, maggiori assunzioni? Come si faceva? Certamente abbiamo anche prospettato, oltre alle assunzioni, abbiamo anche prospettato le soluzioni concrete, ma non da ora, almeno da un decennio, quello di coinvolgere i medici convenzionati esterni, aprire gli ambulatori il pomeriggio serale, quindi mettere in campo tutte quelle risorse che sono rimaste nel cassetto per abbattere queste liste d'attesa. Non sono stati spesi e quindi di conseguenza di liste d'attesa. Però è anche vero che c'è un problema, come dire, di fondo, la mancata sostituzione dei medici che sono andati in pensione, che è un po' nazionale questo problema. Certamente per tempo andavano fatte anche le assunzioni e questo è un problema che è rimasto assoluto, ma che naturalmente non nasce oggi, ci portiamo indietro da tanti anni e da tanti anni denunciamo anche nelle procure. Naturalmente ci sono delle responsabilità gravi, perché i manager, i direttori generali che non hanno speso questi fondi nelle singole aziende non sono stati controllati, e quindi è una responsabilità politica grave quella di non aver seguito questo problema, rimosso evidentemente quei direttori generali che per incompetenza, per incapacità, inettitudine o per una precisa volontà evidentemente non hanno voluto risolvere questo problema quando se ne avevano le risorse, e quindi una responsabilità che la politica naturalmente non deve assumersi, e ci sono responsabilità gravi evidenti. E la vostra iniziativa presso la magistratura in che cosa consiste? Noi abbiamo un pool di avvocati nella sanità che si dedica appunto a attenzionare questi problemi, a denunciare anche responsabilità penali. E che cosa avete denunciato? Siete rivolti alle procure? In questi anni abbiamo interessato la magistratura, perché naturalmente non è un problema che nasce oggi, è cessato, ma che la pandemia naturalmente ha acuito. La responsabilità politica grave naturalmente nasce dal fatto, lo dobbiamo dire con chiarezza, che fino a quando i direttori generali nella sanità in Sicilia saranno nominati per le appartenenze e non per le competenze, è chiaro che non potranno essere risolti i problemi dei cittadini siciliani, a cui viene negata deliberatamente a questo punto il diritto alla cura, il diritto a curarsi. Voi avete fatto delle denunce, avete detto
questa cosa molto seria del mancato spesa di soltanto 11 milioni sui 40. Ma non lo diciamo noi, adesso anche Repubblica lo ha pubblicato con nero su bianco negli articoli ieri, e per cui diciamo, non sono cose che diciamo noi, ma che risultano anche da report ministeriali ufficiali e che quindi sono sotto gli occhi di tutti. Ma se lei fosse assessore regionale alla sanità o alla salute, come si dice, da dove comincerebbe? Cosa farebbe? Ma è chiaro che laddove non sono stati spesi questi fondi, le aziende sanitarie devono essere controllate, devono essere rimossi questi direttori generali che non hanno provveduto. Direttori generali. Rimuovere, quindi non soltanto una responsabilità politica, ma anche una responsabilità giuridica dal punto di vista, diciamo, laddove ci sono delle responsabilità certamente di carattere giuridico nel non aver ottemperato a dei precisi doveri. È un'accusa grave, il giuridico vuol dire, insomma, penale. Certamente riteniamo, con il pool di avvocati noi siamo sempre attenti sulla problematica che non è nuova e che affrontiamo, ripeto, con le manifestazioni in piazza, con l'indicazione di soluzioni concrete attraverso il Coda Consomedici, attraverso le azioni anche del nostro segretario nazionale Francesco Danasi, che porta avanti queste battaglie da anni e anni, e che ci ritroviamo sempre a riproporre e a trovare sempre più grave nell'acuirsi appunto di queste lunghe liste d'attesa che costringono, diciamo con chiarezza, i cittadini a scegliere tra la vita e la morte spesso, perché non effettuare uno screening oncologico per tempo, un intervento chirurgico per tempo, dover attendere oltre un anno, significa costringere alla morte i cittadini siciliani, e questa non è una responsabilità da poco. È gravissimo. Secondo lei, per concludere, e poi naturalmente ci aggiornerà per gli sviluppi delle vostre denunce, si tratta di strategia o incompetenza? Ma questa è una bella domanda, nel senso che l'incompetenza, o è incompetenza o è una strategia precisa, perché delle due è l'una, non c'è alternativa. Certo, vedremo, ci faccia sapere naturalmente, ci dispiace molto di affrontare questi temi in questa maniera, ma purtroppo la situazione è questa, e ieri abbiamo documentato anche il flash mob di Piazza Università a Catania, e speriamo che le cose possano cambiare al più presto. Nel frattempo facciamo una pausa e ringrazio ancora Carmelo Sardella, dirigente regionale del Codacons, e tra poco parleremo del meteo, del tempo pazzo. Intanto vediamo che tempo fa stamattina, poi vediamo il resto. State con noi, buongiorno Sicilia. 12, buongiorno Sicilia. Un mese fa esattamente la terribile alluvione in Emilia-Romagna che ha fatto 17 morti, decine di feriti, migliaia di sfollati, quasi 9 miliardi di euro di danni stimati, e poi da lì in poi il tempo che è sempre rimasto, come diciamo così banalmente, tempo pazzo tutti i giorni, fino a ieri compreso, quando in Sicilia sembrava di nuovo autunno. C'è stato un intenso acquazzone che si è abbattuto su quasi tutta l'isola. Vogliamo capire che sta succedendo e soprattutto se ci avremo finalmente l'estate oppure no, con Daniele Ingemi, che è collegato con noi, è di Meteored. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Ma perché c'è un giorno di sole, massimo 2, e poi ricomincia a piovere, che sembra autunno, temperature che si abbassano? Che succede? Sì, diciamo che l'estate 2023, che dal punto di vista meteorologico, ricordiamo l'estate inizia l'1 di giugno, è partita un po' azzoppata. Come mai? Abbiamo avuto tanta instabilità, abbiamo avuto tanti temporali, tante piogge, un po' su gran parte d'Italia e anche da Sicilia. Questa instabilità è dovuta al fatto che finora sul bacino centrale del Mediterraneo è mancata una figura di alta pressione che sia stata in grado di mantenere una certa stabilità atmosferica. Generalmente sul Mediterraneo noi abbiamo due tipi di anticiclone che ci interessano all'inizio del periodo estivo. Il primo è l'anticiclone delle Azzorre, che conosciamo tutti, che proviene appunto dal vicino Atlantico, che in queste settimane si è rintanato addirittura sulla penisola scandinava, lasciando quindi il Mediterraneo scoperto in balia delle perturbazioni provenienti dall'Atlantico, ma anche
di perturbazioni accompagnate da masse d'aria più fresche che per giorni hanno stazionato attorno ai mari dell'Italia, mentre l'anticiclone africano, quello che ormai siamo abituati a conoscere molto bene, è rimasto fermo sui suoi luoghi di origine, impossibilitato a reggersi verso nord perché abbiamo un'anomalia dettata dalla presenza di una corrente a getto che è ancora bassa di latitudini, cioè ancora non si è alzata alle latitudini europee, e quindi questo ha determinato il rintanamento anche di quest'altro anticiclone sui suoi luoghi di origine. E questa instabilità è andata avanti per diverse settimane, però la buona notizia già dall'inizio della prossima settimana, già da questo weekend sostanzialmente, finalmente la pressione atmosferica tornerà a risalire sull'area del Mediterraneo. Questo vuol dire che non sarà tutta l'estate così come è stata fino ad ora, che arriverà il bel tempo, insomma, l'estate. Assolutamente, è un po', forse solo nel 1816 è capitata una cosa del genere. È impossibile che l'estate possa proseguire con questo ritmo, quindi con queste piogge, con questi temporali. È chiaro che già dall'inizio della prossima settimana si verrà a fare visita appunto l'alta pressione dal Nord Africa, che riporterà il bel tempo, ma riporterà con sé anche il primo vero caldo di stagione, tanto che verso la metà della prossima settimana in alcune zone, soprattutto nelle aree più interne della Sicilia, i termometri potrebbero raggiungere o superare anche la soglia dei 35 gradi. Quindi inizierà anche a fare caldo. Però bisogna anche dire che questa onda di calore che ci verrà a interessare la prossima settimana verrà in parte inibita da due fattori. Il primo riguarda la presenza di mari che sono ancora relativamente freddi in superficie, quindi soprattutto sulle zone costiere il caldo non si dovrebbe patire più di tanto, perché le brezze riusciranno un po' a rinfrescare. Buono, questo è buono. Mentre sulle aree interne, soprattutto lì dove ha piovuto tanto, la presenza di terreni ancora umidi, ancora bagnati, farà in modo che comunque i termometri non raggiungano temperature particolarmente estreme. A differenza dell'anno scorso, già di questi tempi, se ricorderete un po' tutti, iniziava a fare caldo perché non pioveva da almeno 2 mesi, già dal mese di maggio non pioveva più in Sicilia, i terreni erano già secchi e quindi i terreni secchi favorivano anche un clima più torrido. Allora, senza voler fare ideologie, scontri, perché in Italia ci si divide su tutto invece di capire le cose, ci si mette pro o contro. Lei che ha una notevole esperienza, malgrado sia così giovane, però insomma, statisticamente le cose sono cambiate però recentemente, negli ultimi tempi, o è sempre stato così? No, non mi sembra di ricordare. Allora, senza ombra di dubbio le cose stanno cambiando rispetto al passato. Allora, quando noi parliamo di cambiamento climatico dobbiamo fare molta attenzione, perché non possiamo attribuire al singolo evento meteorologico il cambiamento climatico. Cercherò di essere più chiaro. Abbiamo un'alluvione, un'ondata di calore estrema, non possiamo dare la colpa al cambiamento climatico per questo evento, però l'aumento di frequenza di questi eventi meteorologici estremi, quindi la riduzione dei tempi medi di ritorno di questi eventi rispetto alla climatologia del passato, ci fa capire che il cambiamento climatico sta favorendo appunto l'estremizzazione di quasi tutti i fenomeni meteorologici in tutto il mondo, quindi anche da noi in Sicilia. L'abbiamo visto con l'Emilia Romagna e con la Romagna soprattutto, che è stata interessata da una terribile alluvione. Peraltro in Romagna sono passati da un periodo di siccità estrema a ben 2 eventi piovosi al di fuori della media climatologica nel giro di pochi giorni. Questa non è una cosa normale. Lo vediamo anche da noi in Sicilia con le ondate di calore che durante i mesi estivi, soprattutto nell'estate di 2 anni fa, persistono per settimane se non mesi. E un'altra caratteristica appunto del cambiamento climatico sta nella persistenza
dei partner atmosferici, ossia delle condizioni atmosferiche che rispetto al passato possono persistere per settimane, se non addirittura mesi. Un'ondata di calore oggi può anche durare 3 settimane e questa ovviamente non è una cosa buona, perché poi sappiamo che ci sono di mezzo tante conseguenze, tra cui anche il rischio degli incendi, che per ora grazie alle piogge appunto certo. non abbiamo visto ancora in Sicilia. Certo. E quindi diciamo tutti questi elementi ci inducono a pensare che purtroppo il cambiamento climatico ormai è una realtà di fatto e noi dovremo essere pronti ad adattarci. E fare qualcosa, che cosa? Senza, adesso non siamo qui nel G7 a decidere noi che cosa fare, ma insomma cosa si dovrebbe fare? Beh, intanto diciamo che chi deve fare qualcosa, in questo caso devono essere i governi, con delle politiche serie per la riduzione di questi gas serra, di questi gas inquinanti che stanno contribuendo non poco, ovviamente, ad amplificare l'effetto del cambiamento climatico. Ma noi nel nostro piccolo, ad esempio, con dei comportamenti corretti, ad esempio evitare di prendere l'auto per fare pochi passi a piedi, magari farsi una passeggiata, utilizzare anche dei mezzi non inquinanti. Ecco, queste piccole cose nel loro piccolo possono contribuire a evitare, diciamo, di inquinare la nostra terra, che già... Giusto, cominciare ad abituarci ad avere comportamenti un pochino più attenti. L'ultima domanda che le faccio, senza averla scambiata per un mago, ci parli un po' di quello che estate ci aspetta allora, in conclusione, secondo lei? Diciamo che l'estate, intanto rassicuriamo un po' tutti, l'estate arriverà, farà anche un po' caldo, però a differenza delle ultime estati, soprattutto le estati di inizio anni 2000, che sono state delle estati caratterizzate da caldo persistente e da temperature sopra la media, quest'estate, se proseguirà appunto questa anomalia barica che vede appunto la presenza di pressioni più alte della media sulla penisola, soprattutto sul nord Europa, sull'area scandinava, quest'estate potremo avere più periodi di stabilità rispetto alla norma. Quindi questo significa magari una settimana, 10 giorni, 2 settimane di caldo alternate a un paio di giorni, una settimana di stabilità. Quindi per instabilità che cosa intendo? Il rischio di, intanto nelle ore pomeridiane, dei soliti temporali di calore che si formano sui nostri rilievi, sulle aree interne, e poi anche la possibilità anche di avere delle fasi piovose anche sulle zone costiere di breve durata, che si alternano a queste pause, diciamo, asciutte e soleggiate, tipiche ovviamente del Quindi la parola chiave ormai è diventata instabilità, è vero? Abbiamo capito bene, Ingemi, giusto? Assolutamente, diciamo che l'instabilità, soprattutto l'instabilità pomeridiana, la potrebbe fare da padrone, anche se il mese di luglio, vedendo un po' quelle che sono le tendenze, ripeto, le tendenze, non previsioni, perché le previsioni medie non vanno oltre le 72 ore, le tendenze invece meteorologiche che ci indicano un po' come si potrà comportare un mese, cioè se sarà un po' più piovoso o meno piovoso rispetto alla media, più caldo o meno caldo rispetto alla media climatologica, ci indicano appunto la possibilità di questi periodi di stabilità un po' più frequenti rispetto al normale. Bene, ci fermiamo qui, grazie per le informazioni che ci ha dato il nostro meteorologo Daniele Ingemi di Meteored. Buona estate anche a lei. E adesso abbiamo una pausa e subito dopo un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. E adesso solo per voi, amici di Buongiorno Sicilia, un'anticipazione di quello che vedremo questa sera a Insieme. Ci sono o non ci sono ce l'hai un cestino tu? Cioè tutto quello che scrivi poi lo interpreti? Sì, lo interpreto. Tutto? Non butti niente? No, non butto niente. Ci sono tanti argomenti che magari non sono mai stati trattati. Tipo mia moglie. Beh, insomma, l'hai trattata qualche volta? No, ma mia moglie, proprio mia moglie. Cioè mia moglie è una che a casa, lei sta facendo le faccende, sta di spalle
E io dico, amore, dove stanno i pantaloni? Lei non mi guarda proprio. Mi dice, stanno là. In una casa stanno un sacco là. Ma là dove? Là, allo stesso posto dove stanno sempre. Ma dove stanno là? Allora tu vai nella camera, apri il mobile, alzi il pavimento da terra, vedi dietro allo specchio i pantaloni, non li trovi. Arriva lei camminando da dietro. Senza guardare, mette la mano in un cassetto e dice, e chi ste che me lo mette in faccia, dice, chi ste che La casa di tutti. Allora ti fa pensare che nel momento in cui tu chiedi a tua moglie, amore, dove sta quella cosa? Tipo i pantaloni, allora d'accordo con tua moglie si vanno a nascondere. Un argomento trattato sempre con mia moglie e che a me mi ammazza è quando c'è un matrimonio in famiglia. Sì, perché se, attenzione però, perché se il matrimonio è della sua famiglia, è una festa in famiglia, si sposa la mia cuginetta, siamo cresciute insieme, dobbiamo fare un bellissimo regalo, non badiamo a spese. Se si sposa mio fratello, e che cazzo si sposa a fare? E perché si ha da sposare su scemo? Amore, veramente mi ha chiesto di fare un testimone. T'ha fatto fesso. T'ha fatto scemo. Ha trovato un scemo. Ah, o testimone nozze, sei tu. Ah, io ho capito anche perché si chiama testimone di fazzoletti. Perché? Perché è uno quando firmi all'altare, è uno quando asciughi le lacrime, quando firmi il cambiale. Capito. Allora per la preparazione al matrimonio, la moglie 3 mesi prima inizia a fare shopping. Va dalla sarta, compra un vestito, ne compra un altro, no, non va bene. Non voglia mai che allo stesso matrimonio, in cerimonia, ci siano 2 donne col vestito uguale perché succede le scintille da lontano, litigano. Allora mia moglie compra un vestito di riserva, le calze, casomai si sfilano le calze di riserva, le scarpe 350 euro per poi toglierle al ristorante e fa no, mi fanno male i piedi. Acconciature, trucco, 500 euro di trucco, prenota. Una settimana prima del matrimonio io dico, cara, che metto al matrimonio? Tu tieni quella bella giacca blu. Non te la metti mai, sfruttiamola, tanto è un matrimonio di fratata. Questa sera alle 23 insieme diamo il benvenuto a Samantha Agata Maccarone, esperta di investimenti in beni rifugio. Allora, parliamo di oro. No? Parliamo di oro, Di parliamo nuovo, sempre di oro, di questo famosissimo metallo prezioso. È il momento di investire, no? È il momento di investire. In realtà fino a qualche tempo fa, lo dicevamo la volta scorsa, era un momento sicuramente più proficuo di quello attuale, ma ancora c'è spazio per poter entrare. Chiunque vuole fare investimenti è sicuramente il momento giusto. Però c'è anche molta paura, no? Perché il prezzo è alto, no? Il prezzo in questo momento dell'oro è veramente molto alto, parliamo di circa 60 euro grammo, abbiamo avuto un cambiamento impressionante in effetti negli ultimi anni, sì. E quindi e diciamo che la grafica ci aiuterà con la prima immagine. Vediamo il cambiamento degli ultimi 20 anni. E questa grafica che vediamo è sicuramente impressionante. Il cambiamento degli ultimi 20 anni è pari a oltre 50 euro grammo. Considerate che siamo stati abituati da piccoli a pagare l'oro 19.000 lire circa il grammo, circa 10 euro. Oggi siamo intorno ai 60, quindi è impressionante. È impressionante, esatto. Purtroppo non riusciamo a vedere quelle immagini, ma comunque non lei è un problema, basta dirlo a voce, insomma. Ce li ha riassunti molto bene. Da 10 a 60, quindi impressionante. È una cifra impressionante, ma come mai è così alta? Probabilmente sarà stato dovuto a motivi di natura geopolitica. Partiamo dal presupposto che il Covid... No, è difficile, geopolitica. Il Covid sicuramente non ha aiutato i metalli preziosi. Partiamo dal presupposto che l'oro è un bene rifugio, quindi ne risente l'aumento in momenti
momenti di grande incertezza, il Covid, per così dire, il momento di grande carestia che si è passato in generale, e poi devo dire che il conflitto Russia-Ucraina non ha sicuramente aiutato. Anche quello influì. Tutto questo tipo di... Sì, peraltro ci fu anche una risoluzione da parte proprio del presidente della Russia, il quale stabilì di bloccare determinate importazioni di preziosi, più precisamente nei diamanti. Di conseguenza ci fu un aumento impressionante. E quindi è continuata Continua ancora a salire, addirittura non sappiamo dove arriverà. Qual è, diciamo, la media? Abbiamo detto 26 euro. Allora, diciamo che negli ultimi 5 anni soltanto l'oro è aumentato di 26 euro al grammo, sì. Soltanto negli ultimi 5 anni. In buona sostanza, chi ha investito 5.000 euro nel 2018-2019 oggi ha valore per metallo prezioso per circa 10.000. Sì. Caspita. Il doppio, il 100%. Credo che non esista un interesse bancario così alto, probabilmente non esiste da nessuna parte. Non c'è proprio. E continua, aumenta? Ancora continua a salire perché la situazione sicuramente geopolitica non è delle migliori. Ecco la geopolitica, ora ho capito. Non si è nemmeno ancora risolta da nessuna parte, di conseguenza sì, ma peraltro ne parlavamo la volta precedente, la risoluzione da parte della BCE, la quale continua a investire in oro, probabilmente ci fa capire che è il momento giusto, è il momento di investire. La BCE investe in oro, cioè? La BCE il gennaio di quest'anno ha deciso, che è la Banca Centrale Europea, ha deciso di aumentare le riserve aurifere di 2 tonnellate. 2 tonnellate? Sì, esatto. Hai capito? Poverini. Certo, non è il nostro grammo. È la nostra Europa. Sì. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che è il momento giusto per investire in oro. Sta a significare che, secondo indicazioni della Federal Reserve, attendiamo speranziosamente nel 2030 l'oro addirittura a 100 euro grammo. Mamma mia! Sì. Ma uno non rischia di farsi fregare da allora, qualcuno? capita molto spesso e molto spesso abbiamo avuto modo di assistere ad articoli di giornale dove insomma diciamo che esiste un metallo ferroso non prezioso che ha il nome di tungsteno. Che cosa? Il tungsteno. Dove si trova? Il tungsteno è un metallo ferroso il quale esatto ha come dire, ha lo stesso peso specifico dell'oro. Di conseguenza un lingotto di pari formato e di pari peso in realtà va a pesare sempre lo stesso peso dell'oro. E quindi capita molto spesso, come vedevamo nell'immagine in grafica, che poi una volta che questi lingotti vengono saggiati internamente, perché esternamente sono d'oro, quando vengono saggiati internamente in realtà risultano e dei che falsi. Si trova l'idea? Si trova la sorpresa. Si trova questo tungsteno e purtroppo capita molto spesso. Il consiglio che possiamo dare ai nostri telespettatori è quello di affidarsi alle persone giuste, perché chiaramente oggi in questo mercato c'è di tutto, insomma chiunque arriva, ci sono molti improvvisati. Di conseguenza affidarsi alle persone giuste significa consultare anche gli albi ufficiali, consultare le iscrizioni ufficiali, come ad esempio, per dare un esempio, l'iscrizione alla Banca d'Italia. Già gli operatori iscritti alla Banca d'Italia, il quale peraltro è accessibile a chiunque online, l'elenco, come nel caso di Orofollia, il mio gruppo, come nel caso di tutti gli operatori che lavorano correttamente, è sicuramente un indice. C'è una sigla? Sì, c'è un codice proprio ufficialmente, c'è un codice il quale la Banca d'Italia riconosce agli operatori la possibilità di intermediare in cambio dell'oro. Insomma, allora investiamo. Investiamo in oro, è il momento giusto, fatelo per voi, fatelo per i vostri figli, per i vostri nipoti, ma investite in oro, è il momento giusto. Bene, grazie a Samantha. Grazie a voi, Maccarone. Alla prossima naturalmente. E adesso consigli per il vostro fine settimana. Abbiamo sentito che il tempo va migliorando, forse decisamente migliorando, e allora andiamo in giro per la nostra Sicilia in questo weekend.
Buon weekend! Dei suggerimenti per chi in questo fine settimana ha voglia di uscire e gustarsi un po' della nostra Sicilia. A Catania è tutto pronto per il Polpo di Stato, il Catania Pride, un momento di orgoglio e rivendicazione fondamentale per la comunità LGBTQIA+. E non solo, l'invito infatti è aperto a tutti. Fino a sabato 17 le vie di Catania saranno invase da un colorato corteo. Li sentirete arrivare. Invece il 17 giugno dalle 18 alle 21 c'è Bella di Notte, le suggestive visite guidate serali all'Orto Botanico. Il percorso si snoderà tra piante provenienti da tutti i continenti per poi approdare all'Orto Siculo. A Palermo invece da oggi al 1 luglio c'è la 4ª edizione di Between Land and Sea, il festival dove impegno politico e sociale si fondono assieme ad arte, danza, musica e teatro. Appuntamento all'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva e al complesso monumentale di Santa Chiara all'Albergheria. Nel grande prato dell'ippodromo della Favorita, invece, fino a domenica è tempo di Birra e Pizza Village, grandi spettacoli, concerti e DJ set fino a tarda notte ed appuntamenti per tutta la famiglia. A Marsala, nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone, il 18 giugno c'è il solstizio d'estate, tra racconti, cibo e vino. Nel giorno più lungo dell'anno, un viaggio musicale e gastronomico, con contaminazione di tradizione orale siciliana e buon vino. A Taormina fino al 19 giugno c'è Tao Book, il festival giunto ormai alla sua 13ª edizione che coniuga libri, cultura, arte, teatro, cinema e danza. Il tutto si svolge nelle incantevoli location della Perla dello Ionio, un appuntamento da non perdere. A Troina, in provincia di Enna, il 17 e il 18 giugno c'è la sagra della Vastedda Cusammuco. Protagonista sarà la deliziosa e fragrante focaccia piena di salame casareccio, tuma, pancetta e cosparsa di profumati fiori di sambuco. Non avete già l'acquolina? A Siracusa avete tempo fino a domani alle 19 per ammirare centinaia di ali colorate. La Casa delle Farfalle è nel giardino Artemision di Ortigia. Avete modo di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare da vicino farfalle più belle del mondo. Anche in Ragusa i libri sono in festa. Fino al 18 giugno c'è a tutto volume. Romanzieri, giornalisti, storici, filosofi e scienziati risponderanno a lettori curiosi e bambini che avranno apposite sezioni e laboratori dedicati. Buon weekend a tutti! Tantissimi posti, tantissime idee. Una ve la diamo anche noi, di andare al Teatro Antico di Taormina, dove c'è una mostra bellissima, multimediale, fino al 31 di ottobre, quindi avete tempo. E diamo il benvenuto a Maria Grazia Vanaria, che è un'archeologa e che ci spiegherà di cosa si tratta. Sì, la mostra in questo momento è stata aperta, diciamo, dal 7 giugno e rimarrà aperta fino appunto al 30 di ottobre. È una mostra che coniuga appunto l'archeologia con appunto la multimedialità, nel senso che sfrutta appunto l'innovazione tecnologica ovviamente per stare al passo appunto con i tempi, quindi un approccio appunto diverso. Si parte dalla versura occidentale, quindi dalla quella che è l'ambiente appunto paragonabile al cosiddetto foyer del nostro teatro, quindi un ambiente importante. Perché scusi, perché il teatro, stiamo capendo, ha subito un'evoluzione, è stato modificato con il passare del tempo, quindi quello era l'ingresso, diciamo. Quello, diciamo, sì, era l'ingresso in una appunto determinata fase costruttiva del teatro, non certo all'origine appunto del teatro. E infatti la mostra appunto ha il titolo Palinsesti proprio perché accumula le memorie ovviamente del tempo, la stessa versura, lo stesso ambiente, perché è un contenitore appunto di segni, un contenitore di memoria. Che bello! E poi proseguendo? E poi proseguendo, quindi all'interno della versura appunto si possono ammirare preziosità
preziosi reperti, marmi, capitelli. Tra i marmi appunto abbiamo riscoperto questo prezioso blocco di cava che reca un'iscrizione sui due lati, un'iscrizione che si considerava perduta, ma di cui avevamo una nota praticamente su un registro importantissimo che è il corpo delle iscrizioni latine redatto alla fine dell'Ottocento, e però ecco, sapevamo dell'esistenza di questa iscrizione a Taormina, ma non sapevamo appunto dove si trovasse. Quindi... E tra i lavori di restauro, di movimentazione appunto dei blocchi è venuta fuori questo bellissimo blocco di cava appunto con l'iscrizione appunto dell'anno consolare, e quindi una datazione importantissima per una delle fasi di ristrutturazione del teatro, ovvero quello sotto Traiano nel 108 d.C. Quindi un contenitore che racconta, che dice sì, infatti il cose. blocco era proprio all'interno appunto di questo ambiente della versura occidentale, così come all'interno c'erano anche altri blocchi che provenivano appunto dai sedili diciamo dei sedili dei personaggi eminenti appunto del teatro, riservati ai personaggi eminenti del teatro, e anche lì appunto adesso sono stati appositamente collocati, valorizzati ovviamente in una diciamo in una spiegazione appunto molto più semplice, ecco, per il visitatore. Per esempio adesso questi passaggi, questi cambiamenti che si vedono, che cosa ci indicano? Ecco, questo è il video che abbiamo fatto nel 2017 in collaborazione con il CNR IBAM, con Francesco Gabellone di Lecce e il CNR di Catania, e che appunto fa vedere la ricostruzione della parte sommitale del teatro, proprio della Summa Cavia, dove adesso è la seconda parte, quella ecco multimediale, quella tecnologica appunto della nostra mostra. Ecco, fa vedere in questo momento la ricostruzione della parte sommitale e quindi della copertura del cosiddetto velarium del teatro, perché il teatro era coperto, e questa, ecco, adesso si vede appunto la cavea riservata agli spettatori con l'orchestra appunto in basso, e adesso focalizzerà sicuramente appunto, vedrete ecco una parte della Fronzscene che adesso ci appare squarciata proprio al centro dal terremoto del 365 d.C. Ecco, e fa vedere ecco, una ricostruzione che offre l'opportunità di rivedere il teatro appunto in tutta la sua diciamo bellezza e magnificenza. Ma straordinario, la davvero. Fronzscene era decorata appunto da marmi sontuosi, marmi che venivano da tutte le parti appunto del Mediterraneo, dall'Asia Minore, dall'Africa, e questi marmi appunto sono in esposizione proprio appunto in questa mostra Palizzesti. Ma fantastico, davvero, complimenti. E come erano coperti i teatri? Cioè, poi perché proprio quelli sono le prime cose che non ci sono più, perché sono più fragili? Sì, perché era un materiale deperibile, era un velarium appunto, e come abbiamo visto nella ricostruzione appunto era ovviamente di materiale deperibile, ma c'era un sistema ovviamente molto ingegnoso che consentiva il sollevamento appunto attraverso degli argani appunto del velarium, e consentiva di ritirarlo ovviamente quando praticamente non serviva, perché gli spettacoli erano ovviamente fatti di giorno, e quindi comunque proteggeva anche dalla pioggia, dall'umidità. È bellissimo, quindi una serie di scoperte per diciamo così, per giovani aspiranti archeologi, appassionati, turisti, no? Sì, sì. Richiamerà moltissimo. Sì, ma anche appunto diciamo visitatori profani, ecco, che si vogliono appunto ovviamente accostare con un occhio diverso al teatro, soprattutto ecco la seconda parte racconta proprio del mito del teatro nei secoli, perché ovviamente il teatro non è soltanto archeologia, divenne poi ovviamente a partire dal Grand Tour, quindi dalla fine del Settecento divenne un mito, ovviamente, un mito diffuso appunto in tutto il mondo. La sua opinione sugli spettacoli in questi luoghi, adesso non parliamo soltanto di Taormina in generale,
Ecco, voi che siete per la conservazione, guai, io sono una pietra in più, mettiamo un dito nella piaga, mettiamo un dito nella piaga. Io sono un archeologo, ovviamente sono per la conservazione, ma è chiaro, deve essere una conservazione intelligente, cioè non deve essere ovviamente, è chiaro, il teatro messo sotto una campana di vetro e non fruito. Per carità, la fruizione però deve essere fatta in maniera intelligente, quindi frenando ovviamente un numero esagitato, un numero esagerato appunto di spettacoli, ma pensando che si tratta di un monumento unico che noi non potremo appunto più riavere una volta distrutto. Certo, no, non sia mai. Intanto andiamo a vedere questa bellissima mostra del Teatro Greco di Taormina, mostra multimediale, c'è tempo fino al 31 ottobre, merita veramente, come si dice, una deviazione da quelle parti e così uno si approfitta per stare in un posto meraviglioso come Taormina. Grazie a Maria Grazia Pannaria, complimenti per il vostro lavoro, complimenti anche per questa mostra che avete organizzato. Adesso Angelo, abbiamo qualche quotidiano veloce? Guarda, una curiosità che arriva dalla Svezia ma che coinvolge Beyoncé, effetto Beyoncé in Svezia. Il concerto, pensa, ha fatto salire l'inflazione del paese. No. È una cosa incredibile. Al via il tour mondiale, presi d'assalto hotel e ristoranti, prezzi alle stelle. Che cosa è successo? Sale l'inflazione. La cantante, perché pensa, c'è Beyoncé. No, è perché la Beyoncé ha un alveare globale, lo chiamano così, di fan che la segue in tutto il mondo. A Stoccolma sono arrivati in 46.000. Ora, siccome gli alberghi sono stati presi d'assalto, e non solo a Stoccolma ma anche nelle periferie, che cosa hanno fatto? Hanno aumentato i prezzi negli alberghi in periferie fuori da Stoccolma. Da qui l'aumento dell'inflazione in Svezia. Incredibile, ma è fantastico. Beh, fantastica questa notizia che hai trovato. Complimenti. Allora, adesso alle 8:47 prepariamoci al gran finale di Buongiorno Sicilia. Accadde oggi, allora, abbiamo detto al 16 giugno del 1836, nel Regno Unito si forma la London Working Men's Association, che dà il via al movimento chartista, la carta, no? Che rivendica i diritti dei lavoratori, per avere la carta dei diritti. 1884, sempre il 16 di giugno, a Coney Island, a New York, si inaugura il primo ottovolante. Beati i bambini che si sono divertiti a quell'epoca. Allora, 16 giugno 1915 a Vicenza nasceva il quinto presidente del Consiglio, Mariano Rumor. Il 16 giugno del 1961 Rudolf Nureyev ha chiesto asilo all'aeroporto Le Bourget di Parigi, dicendo addio all'Unione Sovietica. Allora c'era ancora l'Unione Sovietica. E nel 1963, lo stesso giorno, il 16 giugno, ma 2 anni dopo, la russa Valentina Tereskova è stata la prima donna nello spazio. Valentina Tereskova nel 1963. Il 16 giugno del 2002 il Papa Giovanni Paolo II ha proclamato Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina, quindi Padre Pio è stato nominato santo e è diventato santo nel 2002. Il 16 giugno del 2006 Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito dell'ultimo re d'Italia, viene arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso. Questo fu uno scandalo che a suo tempo naturalmente ha fatto molto rumore. E siamo arrivati al 16 di giugno del 1978, quando è uscito quel film capolavoro che è rimasto nella memoria di tantissimi, che è Grease, brillantina, e quindi quale migliore occasione per vederne uno spezzone e ascoltare di nuovo insieme You are the one that I want, sei quello che io voglio, sei quello o quella che io voglio. Ascoltiamolo insieme. Buongiorno Sicilia torna lunedì 19, buon weekend. A lunedì. Sandy?
Tell me about it. Hey, everybody! Rizzo and Kinnicky made up! All right! Oh, look! All the gangs together! Well, what are we going to do after graduation?